signor Ministro. No, non sono Ministro. Ciao. Onorevole. No, neanche non più. Mi sono dimessa. Io torno a trovarla, tra un anno. Dopo un anno di presidente lei mi giudicherà, va bene? Ho vinto Vicentino che trovava mia nipote però al banco, non me. Che ti ha detto però che mi ha vista? Sì, perché mi ero dentro al bar. Perché qua c'è veramente una fucina di sportivi, queste ballate. Prego, Giuseppe. Diminuiscono i medici, diminuiscono gli infermieri, diminuisce il servizio, i posti letto costano sempre di più. Il Veneto ha un blocco di turnover peggiorativo rispetto ai limiti che il Ministero della Salute indica. Con questi soldi noi aumenteremo la domiciliarità, aumenteremo anche il sostegno alle rette per le case di cura. Se divento presidente, vengo qua a fare un giro in canoa, va bene? Lo spopolamento produce poi il degrado anche del territorio e si deve intervenire con la politica dell'emergenza perché ci sono le alluvioni, le frane, eccetera. Che ho visto troppi politici a venire a chiedere voti e non li abbiamo più visti. In 100 giorni visiterò tutti i 579 comuni del Veneto. È lo stile del radicamento ed è la ragione per la quale io voglio che siano i sindaci. Il prossimo presidente non dovrà essere né presidente né governatore, ma dovrà essere il sindaco del Veneto. Il giorno che morirà, che non ci sarà più l'ultimo Montanaro, la pianura sarà distrutta. Il Veneto fu considerato anni fa la cosiddetta lavatrice d'Italia, un'autorità indipendente anticorruzione che non sia però nominata dal controllato, perché oggi il controllore è stato nominato e scelto dal controllato. Cosa pensate di fare in alternativa al Project Finance? Non ci saranno più opere calate dall'alto. La politica deve scegliere, ma non può scegliere a prescindere sulla testa dei cittadini. Quando è andato sul Zaia aveva promesso di dare fine alla linea Galan. Sì, invece. Come fanno tutte le altre donne. Non sono una donna diversa. Mio figlio certe volte si lamenta, Guido, mi dice: ma non ti vedo mai, torni sempre a casa tardi. Amore mio, le mamme che lavorano ti salutano la mattina e ti ritrovano la sera. E il messaggio educativo che dobbiamo dare anche ai nostri figli, che apprezzino il nostro lavoro e che sostengano il nostro lavoro. Perché il senso di questa campagna di ascolto è quella di ascoltare, di rimettere la politica laddove la politica deve stare, tra la gente ma in ascolto della gente.